Ricomposta a Treviso la crisi di giunta dopo l'incontro chiarificatore tra il sindaco Conte ed il coordinatore regionale De Carlo, pare essere tornata la pace tra Lega e Fratelli d'Italia, pur tra qualche mal di pancia dei militanti dell'una e dell'altra parte, al di là delle dichiarazioni ufficiali dei Big a pochi giorni dal voto per le regionali. I futuri equilibri si vedranno da quel che uscirà dalle urne, ma quanto accaduto a Treviso potrebbe suonare come un campanello d'allarme tra alleati rivali della coalizione di centrodestra. Cambia un'era in regione, non più un uomo solo forte al comando, ma maggiore partecipazione. La politica doveva riappropriarsi di quegli strumenti di partecipazione che magari sono stati sopiti quando un partito è più forte degli altri, ma che dovranno invece tornare protagonisti nel momento nel quale per fare qualsiasi decisione dovremo essere tutti d'accordo, e pur nelle nostre differenze, pur confrontandoci prima, ma poi dovremo dare quello che i veneti vogliono, sempre compattezza alla coalizione, altrimenti verremo meno all'indicazione che i veneti ci hanno sempre dato.